abbiamo approfittato dopo qualche giorno. Eh sì, è l'unica maniera per stare bene. Il cemento fa male. Beh, certamente, è chiaro, fare una bella camminata, una bella passeggiata, stare un po' all'aperto. Beh, soprattutto per i bambini ovviamente, certamente. Riaprono i parchi, qui siamo al Parco Iris, uno dei polmoni verdi della Città del Santo. Già dalla mattina i cittadini hanno voluto tornare in quei luoghi che da quasi 2 mesi erano chiusi, aperti, con delle limitazioni però. Padova sono più di 100 eventi, quelli aperti cosa si può fare? Ovviamente si può camminare, fare attività motoria, fare attività sportiva, mantenendo la distanza di sicurezza che per attività sportiva è di 2 metri, per l'attività motoria è di 1 metro. Mascherina, sempre portare la mascherina, divieto di assembramento, divieto di attività ludico-ricreative e soprattutto quello che ci ha detto il governo in maniera molto specifica è che non possono essere usati i giochi per i bambini. I bambini però non possono giocare con le giostrine del parco, come vedete sono sigillate da un nastro bianco e rosso. Le giostrine per i più piccoli non possono essere utilizzate e i bimbi non possono nemmeno giocare tra loro creando assembramenti. Si aprono però, oltre i parchi, le aree cani. Sono 34 in tutta la città, sono molto frequentate, finora erano rimaste chiuse, quindi adesso si potrà di nuovo ricominciare ad usarle. Non c'è contingentamento all'entrata per le persone, quindi non c'è un numero che può entrare o meno, non deve diventare una fila al supermercato, ma dei controlli all'interno con addetti comunali, polizia locale e molti volontari. Il comune si avvarrà dei servizi dei volontari per vigilare sul rispetto delle norme. Persone abbastanza educate, anzi direi educate, senza l'abbastanza, e abbastanza rispettosi. C'è qualcuno che non la mette ma tutto sommato si mantiene a distanza. Muniti di guanti e mascherina sono molti cittadini che hanno scelto di tornare nelle aree verdi.